Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora ragazzi, oggi previsioni di Fiorentina-Juventus. Chiaramente io sono con la Fiorentina perché insomma da milanista, anzi da milanista disperato, è chiaro che non posso giocare con la Juve, anche se faccio i complimenti alla Juventus che veramente è la squadra più forte in Italia assolutamente, anche in Champions League ha dimostrato di essere veramente una grande squadra. Però chiaramente adesso tenterò il miracolo con la Fiorentina. Vai raga, vai ragazzi, chiaramente mi scuso sempre se le rose non sono aggiornate, ma sto aspettando la patch e andiamo. Fiorentina, Juventus, Aquilani, Ruben Oliveira, Giovinco, il piccolo principe Marchisio, il principino, grande Aquila, vai Aquila, Jovetic, per il Mandawi, ma Barzagli recupera, era di Barzagli, è il Mandawi, non che credo, cagata del Barça, dai che almeno nei videogiochi sogniamo. Anche il 2-0 del Milan si è verificato chiaramente. Io non ho parole per descrivere il Milan, ragazzi, è una cosa indegna. Giovinco, sì, anche l'Inter non scherza, perché insomma perdere in casa col Siena 2-0 ci vuole veramente impegno, Attenzione, Quagliarella, Lichtsteiner, ma recupera il Mandawi, ancora Lichtsteiner, attenzione al Lick, grandissimo Camporese, il Mandawi, Ljajlic, per Jovetic, e il Mandawi, Bonucci recupera, però la Juve è in difficoltà, ragazzi. Pizzarro, inventici qualcosa, Pizza, Jovetic, dopo il rigore sbagliato col Parma, Jovetic, Vucinic, recupera Oliveira, ma Giovinco, la formica atomica, Pirlo, Vidal, bagnoschiuma Vidal, la dà la grande Vucinic, attenzione il montenegrino Vucinic, Mirko, Vucinic, ma vaffanculo, Ah, che tristezza, ragazzi, non è neanche un momento meraviglioso per me a livello lavorativo, quindi insomma sono un po' così, però non posso non registrare, è l'unica cosa che mi tira un po' su sinceramente, perché non è proprio un momento meraviglioso, ragazzi. E il Mandawi sbaglia tutto. Niente, manca Inzaghi, Juventus domina. Quagliarella, il Quaglia, attenzione il Quaglia per Vidal, la Fiorentina non esiste. Vai Savic, buono, Quadrado, per Aquila vede il Mandawi, vai il Mandawi per Ljajlic, dai, perché sennò il Magro si incazza che la Fiorentina perde. Attenzione Pizzarro, non vedi testa Pizzarro, è impossibile. Jovetic, Mirko Vucinic, Camporese, Jovetic, bravo Jovetic, vede Pizzarro, 1-0 e 1-1 tra Fiorentina e Udinese, anche il telecronista è rincoglionito. Ah, Dio mio. Comunque ragazzi, per chi mi ha chiesto se ho solo PES e FIFA, naturalmente no, sto solo aspettando i nuovi giochi. E adesso devo cominciare anche un progettino con Edward Van Helgen di Formula 1, mio campionato in cooperativa. E dopo chiaramente i vari Assassin's Creed, Far Cry, e vediamo qualcos'altro se riesco a comprare, che purtroppo con i problemi lavorativi che ho faccio un po' fatica in questo periodo, quindi un po' di pazienza ragazzi, ma il Comendone non vi abbandona con i gameplay. Attenzione Andrea Pirlo, Trilli, Campanellino Pirlo, come era rinominato su Milan Channel, Marchisio, Camporese, David Pizzarro, vai Pizza, Pizzarro, meraviglioso per Yo-Yo, vai Yo-Yo, Gianluigino La Para, che maledetto. Attenzione! Mamma mia, per poco. Mamma mia, cosa sta venendo fuori. Vai Jovetic. Mi tira la grande. Yo-Yo, vede il Mandawi di testa. Buffon fa qualcosa di indescrivibile. Maledetto Buffon. Aquilani, vai Aquila. Per Pizzarrus. Una Pizzarro di testa, ragazzi. Cioè, per favore, solo Messi può segnare in Champions di terzi. Non so come, vabbè. Aquila, Ljajlic. Pizzarro, vuole provare il tiro, trova il tiro Pizzarro, deviato.
e Buffon la fa sua. Comunque è un buon primo tempo. Gianluigino, la la la. Seconda frazione di gioco. La Juve vuole assolutamente i 3 punti per continuare il ciclo incredibile. Puttana che Juve. Mi fa male, ma è così. Bisogna essere sportivi, ragazzi. E il Mandawi per il Barza. Il Barza a Pirlo. Il Pirlo a Vidal, ma recupera benissimo il Mandawi. Vai il Mandawi. E il Mandawi per Yo-Yo. Fallo! Ma andate a cagare, ladri. Siete tutti ladri. Anche nei giochi. Aquila. Dai fiore, anche un pareggio va bene. Anche il problema è che purtroppo la Juve ha anche pochi avversari quest'anno, perché a parte il Napoli, la Lazio, forse la Roma, vedo poca roba. Inter e Milan sinceramente. Comunque attenzione al Mandawi per Yo-Yo. Prova il pallonetto, Yo-Yo. Buffon la para. Forse era meglio la botta. Vai Campo, che è un giocatore che boh, non capisco perché non gioca più nella Fiorentina. A me Camporese piaceva, secondo me poteva essere veramente un bel giovane, ma vabbè, pazienza. Ok, Pizzarro, il piccolo grande uomo, Aquilani. E il Mandawi vede gli Ailic. Corri. Jovetic di testa, ti prego, Mamma mia, comunque ragazzi, se non gioco con un livello di difficoltà difficilissimo, perché voglio anche divertirmi in 5 minuti, voglio fare qualche azione, perché sennò vedere 0-0 o sconfitte clamorose del Comenda non è il massimo. Poi devo riprendere anche la mano, ecco, entra Krasic, che non è più un giocatore della Juve, ma pazienza, va bene. Licenze poetiche comendiane. Lichtsteiner. Vucinic, Mircone. Grandissimo, il campo c'è. Pizzarro. David Pizzarro e il Mandawi vede Yo-Yo ancora per purtroppo mi manca Tony e il Mandawi. Gli Ailic, l'uomo delle 1000 risse con il grande dei Leoni Rossi. Gli Ailic, calcio d'angolo, rimessa laterale, no, calcio d'angolo. Vai Aquila, non per Pizzarro magari, no, per il Pizza. Vai Quadrado di testa, vaffanculissimo. Calcio d'angolo. Questo è un regalo. Yo-Yo, dai Viola, gli Ailic. Ruben Olivero, Lex, mamma mia. Ma che bello vedere Krasic con la maglia della Juve. Non vedo la patch, ragazzi, porta di quelle robe che non ho. Cioè veramente, vi ho già passato il link sul primo video di PES. State su quel sito perché ragazzi arriveranno di quelle patch per chi ama PES, è incredibile. Tra poco esce anche FIFA, anche se ho sentito una cosa che non volevo sentire sull'Ultimate Team, che forse non ho i pacchetti gratuiti per la versione PC, e se è così sono veramente cazzi. David Pizzarro, ma vaffanculo Vidal di merda, il tuo bagni schiuma del cazzo. Roncaglia, autore di un Eurogol. Savic, nella partita col Parma. Pizzarro e il Mandawi, vai Elma che è dotato di una buona tecnica, vai il Mandawi, buonissimo, vai Jovetic. Gli Ailic prova a buttarla in mezzo, per chi? Per nessuno. No, Quadradone, bel giocatore, faccio un casino Quadrado. Marchisio, il piccolo principe, attenzione, la Fiorentina è un po' sbilanciata, grandissimi. Gli Ailic, Pizzarro e il Mandawi sbaglia, il Franchi però sembra soddisfatto della prestazione di Viola. Mircone Vucinic, Mircotto Vucinic. No, Giaccherini. Attenzione al Giacca. Quadrado. Attenzione. Vidal. No che credo. Gol della Juve su. No che credo. Meno male, cazzo. Mamma mia. Offside all'ultimo. Meno male. Viviano. Finisce qua ragazzi all'Artemio Franchi, Fiorentina Juventus 1-0. Reti di Vucinic e non mi ricordo che ha segnato per la... Oh madonna. Jovetic, mamma mia. Che rincoglionito che sono. Vabbè raga, adesso la previsione di Fiorentina Juve è andata. Chiaramente io insomma nella realtà cosa penso? Sì, la Fiorentina è una squadra che può impensierire la Juventus, però sta Juve mi sembra veramente forte. La vedo dura, però nel calcio si sa la palla è tonda, quindi si parte sempre da 0-0 e chissà magari sarà una sorpresa
una sorpresa, la Fiorentina strappa anche un punto. La vittoria della Fiorentina mi sembra dura, però vedremo. Buon raga, un saluto dal Comendone. Ciao! PS, il gol comunque l'ha fatto Pizzarro. Che pippa.